Era nell'aria, ora è ufficiale, è definitivamente esaltata la candidatura a sindaco al comune di Agrigento dell'avvocato Nicola Grillo. MPA, PD, FLI, Grande Sud che lo avevano proposto hanno deciso di tirare i remi in barca. Sì, perché a bordo il designato timoniere della coalizione voleva fare salire anche il PDL di Alfano. Non c'era posto, posizioni inconciliabili, spiega Roberto Di Mauro, deputato regionale, leader provinciale del Movimento per l'Autonomia. Dunque scelta obbligata quella di puntare verso altre soluzioni, osserva ancora Di Mauro, che però sulle strategie in corso non aggiunge altro. Le uniche indiscrezioni che trapelano parlano di una ipotesi al femminile, una candidata a sindaco donna. E intanto, mentre la cosiddetta grande coalizione con la giunta dell'API e il Popolo della Libertà assieme al PD sono in queste ore freneticamente al lavoro per individuare il cavallo su cui puntare, c'è chi è già in piena attività in vista del voto, come il sindaco uscente Marco Zambuto, sostenuto oltre che dal suo partito l'UDC anche dal Patto per il Territorio, che oggi ha aperto formalmente la campagna elettorale. Il Patto per il Territorio, che è un movimento civico formato da uomini che ogni giorno si confrontano con i problemi del territorio, con i problemi della gente, uomini che in questi anni mi hanno sostenuto, che si sono fatti carico di problemi, di responsabilità, a fronte dei partiti, dei parlamentari che hanno fatto le vacanze romane, le vacanze palermitane e che ancora oggi si riuniscono, si controriuniscono, ancora oggi non sono in grado di dare alla città una proposta politica che non sia una proposta di potere. E con la convention di oggi il Patto per il Territorio, sotto l'attenta regia di Riccardo Gallo, ha voluto ratificare l'allargamento dei confini. Dopo essersi federato con un gruppo di amministratori di Ragusa, questa mattina il progetto lanciato dal Movimento della Città dei Templi è stato sposato anche dai sindaci di 5 comuni del Palermitano, tra cui Piana degli Albanesi. Il patto per il territorio è una risposta assolutamente necessaria, non si tratta più di un'opportunità. Oggi abbiamo la necessità di lavorare insieme cercando di recuperare provincia per provincia il legame profondo con un territorio che è assolutamente deluso e frustrato anche da quelle che sono state, diciamo, le mancate risposte, attenzione, a problemi crescenti. E la dimensione interprovinciale sempre più solida ha spinto i vertici del Patto per il Territorio di Agrigento, in vista anche di altre adesioni, a proporre un simbolo che ha un suo particolare significato. La Sicilia unita per un progetto comune, se le vede le mani sono una è rivolta verso la Sicilia occidentale, l'altra è parte della Sicilia orientale e si uniscono tra di loro per cercare di unire la Sicilia, visto che attualmente non mi sembra che ci sia una politica regionale che cerchi ad aggregare ma a disgregare la Sicilia occidentale dalla Sicilia orientale. Dopo UDC e Patto per il Territorio, l'uscente Marco Zambuto incassa il sostegno di autonomisti forti e liberi nati da una costola dell'MPA. Ma è chiaro che il movimento è fatto da persone, l'ispirazione viene dalla capacità politica di essere riferimento, essere calamita, essere punto di sintesi e di riferimento di un gruppo radicato nel territorio ed ecco la presenza qui insieme con l'onorevole Granata a questo appuntamento. Il direttivo dell'associazione si è riunito la scorsa settimana e abbiamo deciso di dare il nostro contributo di idee, di fattività ma anche di concretezza in queste elezioni amministrative. Noi presenteremo nostre liste nei comuni di Aragona, di Campobello di Licata e abbiamo candidati in tutti i comuni della provincia di Agrigento. Domani presenteremo il movimento anche a Sciacca e anche qui ad Agrigento nel comune capoluogo ci saranno dei nostri candidati. Intanto autonomisti forti e liberi si radicano nel territorio, ieri inaugurata la sede provinciale a Villa Seta. Oggi inauguriamo questa sede provinciale, abbiamo scelto di proposito di aprirla nel quartiere di Villa Seta proprio per dimostrare quello che è lo spirito della nostra associazione, cioè di una vera e reale vicinanza al territorio, ai quartieri periferici e alle esigenze del territorio. E per dare uno spiraglio alla popolazione qua di Villa Seta, per incrementare un pochettino il centro commerciale di Villa Seta, che è stato abbandonato da troppo tempo. Abbiamo trovato noi nell'onorevole Granata e negli autonomisti forti e liberi un gruppo veramente che fa una buona politica.